Il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì è intervenuto nel centro cittadino su segnalazione giunta alla locale sala operativa di una persona ferita e riversa a terra poiché vittima di presunta rapina. Il personale operante, immediatamente giunto sul posto, è stato attirato da un soggetto che era in quel momento riverso a terra in evidente stato confusionale. Gli operatori hanno appreso che il soggetto aveva subito una rapina e che prima di perdere conoscenza aveva dato indicazione in merito all'autore, un cittadino della Guinea di 21 anni. Il personale, in collaborazione con quello della squadra mobile, nel frattempo pervenuto sul posto, si è messo immediatamente alla ricerca dell'autore della rapina, quindi rintracciato in pochi minuti dopo presso un'abitazione sita nel centro di Canicattì. Alla vista del personale della Polizia di Stato si è data precipitosa alla fuga percorrendo le vie limitrofe. Senza mai interrompere le ricerche lungo le vie percorse dallo stesso, gli operatori sono giunti presso un'abitazione sita nel quartiere storico di Borgalino. Sebbene lo stabile dall'esterno apparisse disabitato, le attente ricerche da parte degli operatori di pubblica sicurezza hanno permesso di rintracciare nascosto all'interno di una stanza chiusa a chiave l'autore della rapina. Pertanto, per quanto emerso, si è proceduto alla perquisizione personale locale ed esito nella quale il soggetto veniva trovato in possesso di diverse aree furtive, in particolare del portafoglio asportato alla stessa vittima. Questo ha riferito che il soggetto, dopo averlo aggredito alle spalle afferrandolo per il collo, gli aveva sottratto il portafogli contenente effetti personali, documenti e la somma in contanti di 150.000 euro, rivolgendosi la frase minacciosa: «Questa non è l'ultima volta, prima o poi ti ammazzo». La stessa ha aggiunto che non si era trattato del primo episodio di violenza, in quanto già negli scorsi mesi aveva subito dallo stesso soggetto il furto di una somma di denaro di 600 euro. Alla luce di quanto accertato, quindi, si è proceduto all'arresto dell'autore della rapina nella flagranza dei reati minacce e lesioni personali. Così disposto dall'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Il provvedimento restrittivo è stato convalidato anche dal componente GIP, che ha emesso a carico del soggetto un'ordinanza di sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere.